Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Vorrei accogliere con un grande applauso invece il nostro cantautore Ale Casalis. Allora, signore e signori, abbiamo qui l'occasione di avere il nostro buon Ale Casalis, perché oggi, come dire, quasi come se fosse una sorta di riscaldamento, hai diciamo, fatto uscire una raccolta di quelli che sono stati i tuoi singoli disseminati nel tempo, li hai messi tutti insieme, e in qualche modo questo annuncia il fatto che tra un paio di settimane, ovvero il 25 d'ottobre, il 25 di ottobre uscirà questa tua nuova fatica discografica, 7 brani. Il titolo di questo nuovo album è Brucia, e quindi magari stasera anche sentiremo qualcosa di inedito, chi lo sa, vediamo se poi si sentirà a suo agio il nostro buon Ale Casalis, che insomma non è la prima volta che vieni qui al salotto, perché no, è sempre bello venire, però si sta bene qua. Abbiamo detto che hai fatto uscire un po' di singoli, adesso quanti anni è? Quindi questa raccolta che fai di singoli più o meno che arco temporale copre? No, copre almeno un paio d'anni, ma erano usciti per motivi diversi, però insomma mi piaceva l'idea di raccoglierli, anche se pur non sapendo se stavano bene insieme o no. Per 1000 motivi erano usciti in tempi diversi, appunto, e quindi ho detto Maxi, mettiamoli insieme, che può essere un'anticipazione, come un'anticipazione di quello che poi fra poco arriverà. Allora, giusto così per conoscerti un po' più, fare un po', come dire, cominciare dalle origini. Com'è che ti sei avvicinato alla musica? Suonavi in un gruppo punk, hai fatto il fonico all'inizio? Com'è? No, ho iniziato a suonare tra l'altro in un posto meraviglioso che oggi si chiama Spazio 211, e mi è venuto in mente, mi è arrivata una foto da un amico che me l'ha mandata, ritrovato dal reparto Reperti, questa foto di quando ero veramente giovane. Molto più giovane, qualche anno fa, e abbiamo iniziato con una band che facevamo cover naturalmente del grunge di Seattle prevalentemente. A Spazio 211 c'è questa foto su un divano di Spazio 211, quando in realtà lo chiamavamo il centro d'incontro. No, ma era il centro d'incontro, perché sotto c'erano le sale, sopra gli anziani giocavano a carte. Sì, oggi io andrei a giocare a carte sopra, diciamo, è chiaro, però voglio dirti, anch'io. Era un posto comunque diciamo multidisciplinare, anche. Sì. E quindi sono partito da lì con delle cover band su quel genere lì, sul grunge, e poi mi sono reso conto che invece avevo proprio la necessità di scrivere delle cose mie, ma proprio per una necessità, pur non essendo capace a suonare la chitarra e pur non essendo capace a cantare, avevo bisogno però di dire delle cose attraverso la musica, e mi è servito nel tempo. Vabbè, diciamo delle cose che non erano magari perfette, ecco, però erano delle cose tue, un po' come le cose che racconti in questa canzone, immagino, no? Sì, si chiama appunto Difetti perfetti. Questa è una canzone che ho scritto per un'amica che faticava a vedersi bella, no? E io invece da fuori vedevo com'era. Ma a noi succede spesso che magari le nostre amiche dicono no, poi non so se era un trucco, cioè lei mi diceva no, ma io non mi vedo bella, me lo diceva a me per farmi andare, no? Invece è un vecchio trucco quello, e tu quindi addirittura l'hai fatto una canzone, sì, gli ho fatto l'elenco dei suoi difetti perfetti per convincerla, ero romantico, no? Quando andavo a Spazio 211 ero romantico. Diciamo questa va bene, ok, adesso va bene, si può fare. Facci così se no, solo se devo alzare a abbassare. Difetti perfetti, questo è Ale Casalis, nonostante diciamo il mio intervento da fonico. Mi piacciono i tuoi denti bianchi, mi piace come canti quelle canzoni che conosci solo tu, mi piace come ridi, mi piace come scrivi, e quando invece non mi scrivi più vengo lì a vedere se c'è ancora campo. Come cammini, le dita sottili, e quando per pensare metti la testa in giù. Mi piacciono i dettagli, mi piacciono i miei sbagli, come in un continuo déjà vu. E in mezzo a questi sbagli mi piaci tu, che
arrivi quando vuoi, che parte all'improvviso, quando meno me l'aspetto, già mi aspetta il tuo sorriso, che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Penso al tuo profilo quando sono in giro e poi per caso mi ritrovo lì davanti a casa tua. Viene giù a dirotto, sono senza ombrello ed è una parte degli sbagli che non devo fare più. In mezzo a questi sbagli mi piaci tu, che arrivi quando vuoi, che parte all'improvviso, quando meno me l'aspetto, già mi aspetta il tuo sorriso, che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Mi piacciono i tuoi occhi stanchi, mi piacciono quando ti alzi, mi piace come ridi, mi piace come guidi d'estate senza scarpe. Mi piacciono i tuoi occhi neri, le foto in cui vedo com'eri. Mi guardi mentre guardo, sei ancora via di scampo, ma non ho via di scampo da te. Che arrivi quando vuoi, poi parti all'improvviso, quando meno me l'aspetto, già mi aspetta il tuo sorriso, che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Grande. Questo era Difetti Perfetti. Abbiamo qui il nostro Ale Casalis, nonostante un piccolo sabotaggio iniziale di chitarra. E adesso io, diciamo, con un po' di delicatezza, però comunque una cosa secondo me importante, ne abbiamo parlato anche prima, e anzi tu, diciamo, hai avuto anche la forza da una situazione difficile come quella che ti è successa, che insomma brevemente accenno, hai avuto un problema insomma al fegato. Sì, ho dovuto affrontare un trapianto. Pensa che qua dentro non sono neanche l'unico, quindi pensa, diciamo, statisticamente c'è la possibilità. C'è un'amica che si chiama Paola Salmè, insomma abbiamo dovuto affrontare un trapianto, non insieme, ognuno per conto suo. Certo, un viaggetto, è chiaro. Però diciamo, tu da una situazione così difficile ne sei uscito in qualche modo, se posso dire, anche rafforzato, e anzi è stata poi, diciamo, per te anche una maniera di sensibilizzare anche l'opinione pubblica. Hai organizzato una serie di concerti e insomma ho partecipato anche volentieri, ma insieme ad altre grandi, diciamo, celebrities, che era l'amico che non conosco. Sì. Un po' di Sì, tempo l'abbiamo fa. fatto un paio d'anni fa, se non sbaglio, 2022 o 23? 23? Sì, 23. Forse era 23. 2023, sì, nel 2023, diciamo. sì, è stato un concerto bello perché è nato, diciamo, dalla volontà di poter fare un concerto per beneficenza per un'associazione. Ho chiamato un po' di amici, qualcuno che conosce anche Cibo, perché dentro c'era anche Vicio, dei Subsonica, e quindi ha partecipato effettivamente. Ho invitato anche Mao. La cosa stupenda è che a Torino tutti hanno detto sì subito, senza chiedere niente, per venire a fare questo concerto e insomma per fare una raccontafondi, oltre che sensibilizzare sul tema. Prendiamo qui dalla scritta, perché me l'hai lasciato un po', diciamo, Ti ho lasciato un aperta, po'. Diciamo. Non si sa, non si sa. Non lo so neanche io. Vediamo l'artista a questo punto come si sente ispirato, che cosa vuole farci sentire. No, vi faccio un brano che si chiama La vita che prende la mira, e che mi piace particolarmente, ma più che altro piace a mio figlio, e in questo, diciamo, raccolta che è uscita adesso, oggi, c'è una canzone che ho fatto proprio con mio figlio, che quando aveva 8 anni, l'ha imparata a memoria subito, immediatamente, appena ascoltata, e poi voleva cantarla. Allora ho messo il microfono in mezzo alla stanza da buon papà, e gliel'ho suonata e l'abbiamo cantata insieme, quindi ci tengo particolarmente soprattutto a quella versione lì. Sono sicuro che già mi piace adesso, me la ritroverò fra qualche anno nel riascoltarlo. Ma adesso tuo figlio quanti anni ha?
Uno ne ha 12, uno 14. E adesso che ha 14 anni canta solo trap, no? No, lui, allora, il più grande sì, anzi il drill, che non sono molto ferrato, ma lui ascolta drill, Central C, tutti i nomi per me sconosciuti, anche se qualcosina, devo dirti la verità, mi piace, Qualcosina, tra l'altro. ma lì forse Ale Bavo che li conosce. E invece il più piccolo, solo ed esclusivamente Blues Brothers. È stato, solo quello. È stato preso ed è quello che dalla canta. luce, Lui com'è? sì. Ha avuto Lui un'illuminazione, sì, ha avuto sì, un'illuminazione. sì. Ed è lui che canta in questo Ed è lui brano. che canta. Vabbè, allora sentiamolo. La vita che prende la mira. Ah, ma allora vedi, aspetta, ok, la vita che prende la mira. La chitarra la senti adesso tu? Ah, c'è, vabbè. E allora, signore e signori, nonostante diciamo il mio continuo piccolo sabotaggio, la sentiamo qui dal vivo. Ale Casalis, la vita che prende la mira. Ho guardato il paesaggio, ho visto chi c'è, ma non ho mai avuto il coraggio di andare ad un palmo di naso da me. Così guardo indietro, quando ero bambino. Ti guardo mentre non mi guardi, ma non ho il coraggio di farmi vicino. Per dirti lo sai, che ci sono anch'io. È una ruota che gira, è un invito e fatica è la vita che prende la mira. Per dirti lo sai, che ci sono anch'io. È una ruota che gira, è un invito e fatica è la vita che prende la mira. Mi son guardato dentro e sai cosa c'è? C'è che non ho mai avuto il coraggio di andare ad un palmo di naso da me. Così guardo fuori e tu sei ancora lì. Ti guardo mentre tu mi guardi e di colpo si fanno più vivi i colori. Per dirti lo sai, che ci sono anch'io. È una ruota che gira, è un invito e fatica è la vita che prende la mira. Per dirti lo sai, che ci sono anch'io. È una ruota che gira, è un invito e fatica è la vita che prende la mira. Applauso a Mao. Super percussione. Natale Casalis, quelle sono diciamo, come dire, cosettine che poi si fanno subito hai capito? Quando sei lì che fai un pezzo dici aspetta vediamo un attimo se ci sta dentro, facciamo un po' di groove, lo so, sono veramente quella è la prima cosa, è una follia che ti prende, purtroppo ci devi nascere con la cosa di fare le canzoni, è una cosa che quando ti prende poi però diciamo non fa troppi danni, ecco, non fa troppi danni. Allora abbiamo ricordato le cose importanti che succederanno tra poco, perché insomma tra un paio di settimane abbiamo detto uscirà questo album nuovo Brucia, dove tu presenterai 7 nuove, hai registrato 7 nuove canzoni. Sì, sono 7 canzoni nuove. Te le sei prodotte da solo, sì. registrato da solo? Ma sì, perché mi diverto, mi piace farlo, per cui mi metto a casa, chiamiamolo piccolo studio, anche se proprio domestico. Qua vedo che ci sono dire domestico si aspettano probabilmente, perché ci sono super produttori, super fonici. Il salotto è un posto da diciamo, poi passano tutti i super produttori. Io invece faccio una cosa piccola però... e poi effettivamente coinvolgo un amico che è Livio Magnini di Blue Vertigo, che mi dà una mano un po' a sistemare il tutto. Il buon che vecchio c'era Livio, quella sera. Il buon vecchio Livio, che è il personaggio zen, il nostro barbero. Il personaggio che sarebbe da invitare qua al salotto, magari insomma riuscirà uno di questo che lui sta sempre, a parte che sta a Milano e poi vabbè, però fa anche tantissime cose, tra l'altro ha anche una collaborazione con Vicio. Sì, fa con Vicio delle sessioni sul suono e sul silenzio. I turbanti praticamente sì. Sono come cosa, sì, fantastici, sì, fantastici e consigliatissimi. Quindi diciamo poi comunque hai alla fine diciamo di tutta la catena, come dire, mette a posto un po', cerca di mettere a posto un po' i danni che ho fatto prima.
Vabbè, però insomma queste sono No, sì, 7 sì. canzoni che hai fatto, Sì, che hai sì, arrangiato, che ti sei messo lì, che hai prodotto. Sì, mi diverte farlo. Quando ho qualcosa da dire e mi piace il fatto di dirlo attraverso le canzoni, la faccio. Quindi insomma non sono tantissime, però sì. Bene, spero venga discretamente, non l'ho mai fatta Chiaramente prima. è una canzone che stai imparando anche tu. Sto perché imparando l'hai anch'io, fatta, sì, quindi questa non l'ho mai fatta, per cui proviamo. Dai. se sbagli il testo comunque non se ne dovrebbe accorgere nessuno perché è inedita, quindi diciamo Sì, su quello quindi, sei no, ma tranquillo. adesso guarda, sei rassicurante da questo punto No, di vista. No, prenditi poi, pure delle libertà. voglio perché dire, poi non è- scateni quelle cose tipo dai, provo a farla, me la ricordo. No, lo poi so tu che- dici, tanto se ti dimentichi, dico cazzo, hai ragione, adesso me lo sono dimenticato. È come il PIN davanti al banco, ma bravo. se non pensi di ricordartelo, te lo bravo. ricordi. Se ci pensi, non te lo ricordi. Lo so, infatti per quello ci vorrebbe sempre il prompter. Ma noi comunque, guarda, stasera io direi che se il pubblico qui magari ti fa un applauso, hai capito? Tu sei più sarebbe- tranquillo. Tu sei più tranquillo. Troppo buoni, troppo buoni, troppo buoni. E ti facciamo entrare così in questo mood di questo nuovo album. Appunto, questa è la title track, Brucia, ce la fai sentire così, Sì, chitarra e voce Sì. alla buona qui al salotto. Bruci come l'estate, la pelle sotto il sole. Bruci come a 20 anni che per un sogno si muore. Brucia il fuoco la sera, la spiaggia, gli amici, le tue troppe domande, ancora senza risposta. E ti senti benissimo. Bruci nel sogno di fare magari qualcosa di bello da grande. Ti conosci da tempo, sei confuso da sempre, ma stai bene sdraiato sotto un cielo di stelle. Bruci quello che chiede questo mondo ridicolo e non vuoi più sentire tutto quello che dicono. Bruci perché la fretta è cattiva e consuma, ma non hai più pazienza, mai avuta nessuna. E ti senti benissimo. Bruci nel sogno di fare magari qualcosa di bello da grande. Ti conosci da tempo, sei confuso da sempre, ma stai bene sdraiato sotto un cielo di stelle. Bruci nel sogno di fare magari qualcosa di bello da grande. Ti conosci da tempo, sei confuso da sempre, ma stai bene sdraiato sotto un cielo di stelle. Ale Casalis, su Spotify mettete Casalis e lo trovate. Ma allora, prima di chiudere, ho scoperto una cosa adesso nel soundcheck che mi sono impazzito. Tu sai tutta una mia Allora, canzone. quando è uscito il primo disco che citavano prima, Sade, del signor Mao, io ho detto, cazzo, così voglio scrivere le canzoni, ho detto. Lì che Poi, sbagliavi. l'anno dopo circa, ho cambiato idea e ho detto, ah no, voglio scriverle come le scrivo in questo album qua, che però era di nuovo tuo, che era a casa. E quindi sì, caro mio, conosco le canzoni, adesso te la suoni pure però. Ma no, allora io posso dire che per la prima volta finalmente ho la possibilità di fare questa canzone, diciamo, con le seconde voci, capito? Perché non ne becco mai uno che praticamente che sta dritto sulla mia, dice, vabbè, te la faccio io la seconda, fammela dritta. E allora, signore e signori, questo giro la vogliamo sentire come in realtà poi è sempre, perché io ho sempre immaginato le mie canzoni un po' Lennon Però io McCartney. voglio il coso. Ah, vuoi cosa? Sì. Va bene, dai, vuoi cosa? Questo è diventato famoso, sto vettino. Allora, signori, con questa, diciamo, vi diamo appuntamento, vi ringraziamo intanto di essere intervenuti qui al Po 18 per questo salotto, diciamo, che è ricominciato al giovedì.
vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ci sarà il grande Giorgio Valletti, avremo anche gli Adam Smith per un'altra situazione di quelle tutte quante da scoprire, e adesso chiudiamo con questa che se volete cantare anche voi, cosa facciamo? Partiamo con facciamo Come vuoi tu. col tu che magari tu può cantarlo, cioè, Mistake away, spoilerata subito. Ci vediamo questa sera, poi si mangia assieme. Macchine scassate, musica selezionata. Mi alzo sempre troppo tardi per comprare qualche cosa. Giù al bar per il giornale, chi c'è, chi si rivede. E sappiamo benissimo come va a finire. Chinese takeaway. Perfettamente inutile chiamare, non rispondi mai. Sullo spazio scooter passi il traffico e sei a casa mia. Nuvole di drago, riso cantonese e Coca-Cola. E il biscotto che ci dice è tutto a posto. Ma sappiamo benissimo come va a finire. Chinese takeaway. Chinese takeaway. Take away, take away, Take away. take away, Take away. take away, Take away. take it away. Oh yeah. grazie signore e signori a Marco Cipo Cagliari, al nostro Ale Casalis, a tutti voi che siete intervenuti, alla prossima e buona serata, bye bye. Mao. Corto. 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 Il salotto di Mao.